diciamo profumo d'arte, di vibrazioni buone e positive che vi sta portando a Tu per Tu su Partenope TV. Ben ritrovati a tutti quanti, ciao a tutti, ciao anche al mio caro prof. Ciao Ida, un caro saluto a tutti quanti. Come stai? Bene, tu? Ti vedo Benissimo. in perfetta forma. Beh, diciamo in forma perché ho dato questa settimana, però devo dire in perfetta forma per quello che comunque Che stiamo sempre in movimento. concerne anche la nostra attività, lo spettacolo in sé per sé di questo programma, dove noi veramente ci mettiamo l'anima insieme al nostro editore Angelo Ciero, al quale veramente vorremmo abbracciarlo tutti quanti, anche voi da casa, perché veramente ci sta portando qualcosa di bello in scena qui in casa nostra, insieme al direttore artistico Renato De Carmine. Sì, e noi siamo alla seconda puntata. Grazie per l'accoglienza appunto che ha suscitato il nostro ritorno, grandi messaggi, grandi anche diciamo WhatsApp, manifestazioni d'affetto, articoli di giornali. Infatti ringraziamo il Roma, Cronache di Napoli, lo Strillo, Casoria 2 e tutta la stampa web che ci sta seguendo. E dobbiamo anche ringraziare la radio che si è unita a noi. Come sempre avremo il piacere di avere Radio Amore per questa puntata, mentre voglio, permettimi se vado a salutare anche Radio FM Music, Sì, che si occupa prettamente di musica napoletana, tutto quello che concerne nel nostro ambito. Invece Radio Amore, ecco, cura un po' gli artisti teatrali, proprio come quest'artista che avremo modo di intervistare quest'oggi insieme a voi tutti. Sì, e noi ci piace appunto sottolineare questa sinergia creata con le radio, Radio FM, Radio Amore, poi ne seguiranno anche altre nel corso dei mesi, e quindi quando la televisione e la radio si uniscono è sempre una bella forza. Anche perché non ci fermiamo, perché noi vorremmo sempre allargare il nostro bacino di utenza, vorremmo che tutte le radio fossero appunto loro anche a collaborare con noi, e noi per l'appunto dare questo prodotto. Noi vogliamo questo, che si uniscano veramente tante realtà sul nostro territorio, poi questo dipende giustamente anche dal pubblico che ci segue, è normale, dal gradimento, ma noi ce la mettiamo tutta. Se vi piace cliccateci, cliccate gli artisti che vedete da Tu per Tu, cliccate, guardate le repliche, commentate in positivo, però commentate in ma positivo. Perché c'è stato qualche commento negativo, No, per ora nessuno. Sei sicuro, Antonio? Sicurissimo. Tu lo devi dire in diretta. No, sicurissimo, nessun commento negativo per ora. Ma adesso basta chiacchierare. Voglio salutare comunque la famiglia Falco e la famiglia anche di Radio Amore, il nostro grande Antonio Romano, Daniele e tutta la family. Grazie, grazie per questa bella unione forte che ci diversifica poi da altri contesti. Voce femminile. Appunto, lo andiamo a presentare. Voce femminile, voce canora, grande interprete della musica napoletana, ma non solo, italiana, portoghese, francese, straniera, europea, internazionale, attrice anche teatrale. Abbiamo un po' un concentrato stasera. Infatti aggiorneremo adesso l'informazione musicale tra tradizioni, cultura, teatro e soprattutto lei definita l'usignolo della canzone napoletana. La chiamiamo da Tu per Tu? Francesca Marini! Eccola! Salve, salve, ciao, che bello, che bello! piacere. È un piacere per me. Come stai? Stringiamoci la mano, proprio come dici. No, io mi inginocchierei alla sua bellezza, vabbè, maestra Marini. Ma guarda, al limite perché sei insomma, accomodati. Io ho 1,80 Possiamo m e anche 80 voglia di crescere. E No, quindi diciamo che il tacco un po' ci salva, dai. Come stai innanzitutto? Benvenuta tra di noi. Benvenuta, grazie. Volevo dire, mi sento veramente benvenuta perché sono stata accolta da tutto lo staff di questa meravigliosa emittente e da voi in una maniera proprio calorosissima, e quindi mi sono sentita a casa appena arrivata, quindi grazie a voi e grazie a questa meravigliosa emittente. Vogliamo che gli artisti si sentano proprio a loro agio, perché questa è una trasmissione che si racconta da sola, perché poi si dice l'appetito che mangiando, ad una domanda poi nascono tante cose, tanti aneddoti, racconti e poi tante sorprese che ha preparato il nostro prof. Noi poi dopo a fine puntata, adesso un'ora e mezza insieme a noi, piena di sorprese che nessuno sa, e quindi poi alla fine ci farai un bilancio di queste sorprese che mano a mano vedrai. Che bello. Però partiamo dall'attualità, partiamo dal momento adesso, ottobre. È un cosa momento stai bello? facendo, cosa stai preparando? Allora, sto preparando, innanzitutto in inverno siamo in attesa che devo riportare in scena lo spettacolo su Mina, la mente torna Mina di Tribute di Antonio Mocciola e Gaetano Liguori con la consulenza musicale di Roberto Criscuolo, e quindi ritorneremo nel circuito campano a breve nella prossima stagione teatrale. Adesso, siccome io ho intenzione, ho un progetto in mente, insieme a Roberto stiamo pensando di fare un omaggio
ad uno dei poeti moderni della canzone napoletana. Il poeta che non sa parlare? Per caso? Hai parlato di poeti? Che è Nino, ma perché io devo dire, sono nata con la canzone classica, ma ci sono degli autori nostri, napoletani, che sposano anche il mio modo di vedere un po' la musica napoletana non classica. Uno di questi è Franco Del Prete, il compianto Franco Del Prete, Enzo Gragnaniello, Bruno Lanza, e poi Nino. Ci sono dei pezzi di Nino che non sono i più cantati, devo dire, perché a me piace insomma fare le cose non molto sfruttate. Me le ha proposte Roberto in verità, perché ne conoscevo qualcuna e che mi hanno colpita profondamente, perché sono in un momento umanamente parlando, ma anche artisticamente parlando, in cui ho voglia di dire qualcosa di importante al pubblico. In chiave moderna. Sì, un messaggio, certo. E ci sono dei brani di Nino che avrei voluto fossero stati scritti per me, perché riescono a dire ciò che io vorrei dire in questo momento. E io non sono brava a parlare, insomma sono timida, e il dono che mi è stato concesso è quello del canto, e quando trovo una canzone che riesce ad esprimere ciò che sento dentro, per me è una grande magia, perché purtroppo non ho il dono di essere una cantautrice, quindi ed è successo con molti brani che mi ha fatto ascoltare Roberto di Nino, che insomma mi è venuta la pelle d'oca, piangevo, alcuni quando li provo piango. Francesca, canzoni non ascoltate, non interpretate, non le più famose, non quelle famose, no, tipo Mente Cuore, Cioccolatine alla Ferrovia, che sono meravigliose, perché sono brani che hanno fatto epoca. Cioccolatine alla Ferrovia l'ho cantata ricordo tanti anni fa, ecco perché all'epoca facevano tutti Mente Cuore, perché è bellissima. Però io in quel periodo, sempre grazie a Roberto, che è stato un po' il mio pigmaglione, lo sapete, scoprì che stasera e scoprì Cioccolatine alla Ferrovia, che è un qualcosa di spettacolare. Noi cominciamo, poiché il pubblico conosce anche attraverso i social, attraverso le apparizioni televisive, conosce la Francesca Marini artista. Noi proprio il primo blocco di fotografie invece lo dedichiamo alla Francesca Marini ragazza, donna nel privato. Non è cambiato nulla, ve lo assicuro. Vediamoci queste prime fotografie, il blocco numero 1, e poi le commentiamo con Francesca. Dai, commentiamole dopo. No, ma date il sorriso. Perché tu sai bene noi quanto siamo riservate, però per te abbiamo fatto uno strappo. Sappi che siamo molto orgogliosi della carriera che ti sei creata, te ne auguriamo sempre di più e ti mandiamo un abbraccio virtuale. Ciao! Ti vogliamo bene! Ciao sorellona, tu forse non sai quanto sei grande e speciale. Io sì, ti voglio tantissimo bene e credi sempre in te stessa. Un abbraccio da Milano. Ciao! Per noi non serve farti tanti complimenti, perché tu lo sai che noi ti vogliamo tanto bene e sei sempre nei nostri cuori, anche se siamo lontani. Per me e i tuoi nipoti sai che sei sempre la numero 1 e siamo molto orgogliosi di te. Auguri per questa nuova avventura e tanti bacioni. Ciao! Eccomi qua, so che non te l'aspettavi. In realtà non me l'aspettavo neanche io di essere qui, perché comunque sai quanto sia rischio a fare queste cose, però vabbè, una volta si può fare. Che dirti, farti complimenti credo sia inutile, perché potrebbero passare per complimenti di parte e potrebbe essere anche una sviolinata, quindi credo che non sia il caso, anche perché comunque penso che il miglior successo per te siano i complimenti, gli apprezzamenti e l'affetto che ti dona il tuo pubblico, e penso che più di quello non valga niente. Io che posso dirti? Ti vogliamo bene, ti voglio bene, continua così, resta così, non cambiare e vai avanti. Si riprende. Eccoci qua. Questa è stata... non te l'aspettavi? No. Che siamo riusciti a convincere queste belle. No, io parlo, non che non parlo spesso, non parlo mai della mia famiglia, non perché non li ami, io amo molto la mia famiglia. Hai una sorella a Milano che li ama. Una a Milano, un'altra a Udine
Lontane da te. Ma Io sono la più grande e per me sono stati... Vai. No, che poi quando vedo queste cose in televisione, no? Dico, proprio questi si emozionano sempre, quello vero, il fatto che... E per me sono stati quasi dei figli, perché essendo io la più grande, quindi mamma e papà lavoravano e li ho cresciuti quasi tutti io. È stato bello, grazie, è stato bello perché la mia famiglia non compare mai né su Facebook per farmi complimenti, ma non perché non li possono io, che dall'inizio non vi permettete, se vedete gli spettacoli non fate partire voi l'applauso, no, loro sono quasi terrorizzati da questa cosa, quindi vederli così tutti insieme, io amo i miei genitori, ma mio fratello e le mie sorelle per me sono un tesoro prezioso. E grazie, perché no, parlate pure bellino. E le nipotine? Adesso poi passiamo all'altra parte. Quanti I ne sono? nipoti Molti. sono, allora, la mia sorella di Milano ha due figli, Maria Grazia e Giampaolo, quella di Udine 2, Anthony e Ilenia, e poi ci sono le più piccoline, Chiara, che è la figlia di mia sorella Patrizia, e Chicca, che è il mio nome, Francesca, però diciamo così, che è la figlia di mia sorella Grazia. E loro sono quelle che abbiamo goduto un po' più dell'infanzia perché sono cresciute qui a Napoli. Io li amo e come pure loro per me sono quasi figli e figlie. Tant'è che c'è un brano che dovrei cantare nel nuovo spettacolo di Nino che si chiama Waglio, che Nino ha scritto per il figlio, ma io lo dico in anteprima, se riesco a cantare quel brano e non piango, lo dedico alle mie sorelle, che ormai mio fratello, che ormai sono grandi, ma soprattutto ai miei nipotini, visto che io non sono mamma, ma lo dedico a loro. C'è un'altra persona della tua famiglia che ti vuole salutare. Chi è? E ci sono questi saluti numero 4 e poi con i saluti abbiamo finito. I saluti. Chi sarà mai? Ciao Francesca, di la verità, non te l'aspettavi, non potevo non farti una piccola sorpresa, sai quanto ci tengo a te, anzi quanto ci teniamo a te. E volevo semplicemente dirti che non c'è niente di più bello vederti felice nel fare quello che tu più ami e di continuare così perché arrivi dritto fino al cuore delle persone. Ti voglio tanto 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 bene. Ora basta, non continuo perché già so che ti faccio emozionare. Un bacione. Ricordati, Sbavi ti sta aspettando a casa. Ciao! Sbavi è la figlia. Perché sono stata un periodo a casa sua quando la bambina stava mettendo i dentini e io ci giocavo e praticamente mi ritrovavo piena di la sua, sai quando i bimbi mettono i dentini, e io l'ho chiamata Sbavi, soprannominata Sbavi, mia cugina e tutte le sorelle, ma tutte le mie cugine, la mia famiglia, devo dire, no, perché la mia famiglia è una famiglia unita, le mie zie, le mie cugine, ci vogliamo veramente tanto tanto bene. Questo calore familiare c'è, seppur lontano, anche lontano. E mando un bacio grande a tutte le mie cugine, ma in particolare a Fortuna. Velocemente, visto che dobbiamo terminare, abbiamo appunto fatto la domanda a Francesca del privato, ma adesso vogliamo sapere anche se te la cavi in cucina. No, niente proprio. No, ma chiudiamo così. chiudiamo, abbiamo fatto delle cose meravigliose. Avete chiuso sul finale avete fatto proprio. No, allora sì, sono esperta di nouvelle cuisine. Per esempio preparo un ottimo letto di lattuga sulla quale adagio una gratitissima e lievissima e dolcissima scatoletta di tonno con un purpurì di olive, insomma sono esperta in questo. Sei esperta in questo? Vabbè, questo è importante. Senti, dobbiamo, perché stiamo proprio chiudendo, dobbiamo far vedere proprio un estratto di una canzone finale proprio che è l'emblema della canzone napoletana che Francesca ha eseguito durante la crociera recentemente. Perché saluto la famiglia Spinosa. Facciamo una cosa, il finale dello terminiamo, vogliamo terminare così? Dopo questo video c'è l'ultima domanda. Vediamo e poi dopo facciamo quella domanda d'obbligo. Andiamo col video. Sta
pubblico, perché lo sapete che Signori, Francesca Marini. Grazie Marini, Francesca grazie, Marini, grazie. prima il cognome e poi il nome. Grazie sempre al pubblico. Il tuo nome è Francesca Esposito, in arte Francesca Marini, per essere stata con noi da tutto. Grazie a tutti voi. Ah, no, c'è la domanda. C'è la domanda. Già avevo. No, quella è la domanda facile facile, qual è? però per rispondere forse, non so poi se siamo stati bravi, attenti oppure cattivi. Non dico Come ti è sembrato tu per tu? Bellissimo, emozionante, intimo, solare e voi siete strepitosi. Grazie per avermi invitata, è stato un vero piacere essere qui con voi. Grazie veramente a tutti e due. È grazie confidenziale Ida, anche, grazie. Confidenziale sicuramente. Grazie. Vi voglio bene, grazie. Allora, noi ci becchiamo stasera, sì, Antonio. noi ricordiamo che c'è la replica questa sera alle 22:30, ma proprio per chi vuole sentire e godere sempre di più di questa musica, ma anche insomma un po' del racconto di Francesca, anche sabato prossimo alle 20:30 e poi martedì su Radio Amore. Dalle ore 22 ricordiamo che ci saranno tanti altri super ospiti, l'importante è che seguiate non solo la pagina di Francesca Marini che vi aggiornerà su tutto il suo operato, su tutto quello che andrà a fare, anche perché di sogni li ha espressi fermamente qui in studio, quindi bisogna solamente che si esordiscano. Quindi vi aspettiamo, ringrazio come sempre il nostro editore Angelo Ucciero, la nostra super produzione, il direttore artistico Renato De Carmine e la nostra grande famiglia sempre con noi di Partenope TV. Grazie. E alla prossima puntata, ancora grazie a Francesca Marini per aver accettato il nostro invito. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie ciao. da Piccolo e da Antonio D'Addio.